E oggi abbiamo avuto l'occasione con Rossella Cendron, sindaco a Silea, e Aldo D'Achille, sindaco a San Bellino, di presentare l'associazione che è nata un anno fa, a marzo del 2024, e che oggi ha anche, diciamo così, una rappresentanza formale all'interno del Consiglio con la denominazione Il Veneto Vale nell'ambito del gruppo misto di cui faccio parte. Questo è un passo ulteriore di un percorso che è iniziato in realtà 7 anni fa con Veneto Laboratorio Civico, un'associazione culturale che ha prodotto idee, proposte, da un confronto secondo me molto fruttuoso tra accademici, amministratori ed esperti di vari settori. Quel percorso continua, l'idea è quella appunto di rappresentare tutte quelle realtà civiche che hanno consentito di vincere alle forze democratiche in tante parti del Veneto, ma che non hanno una rappresentanza a livello regionale. Io ricordo che la mia stessa esperienza a Padova, ma l'esperienza di Vicenza, l'esperienza di Verona, hanno tutte, diciamo così, coinvolto il mondo civico in modo significativo. Ecco, dal nostro punto di vista tutti quei mondi non devono andare dispersi quando si arriva ad un livello regionale, e quindi cerchiamo di dare un veicolo in più per essere presenti. Dove ci collochiamo? Chiaramente nell'ambito del centro-sinistra, ciascuno di noi viene da quel mondo lì, ma con la porta aperta al dialogo anche a chiunque condivida quelli che sono gli obiettivi e gli elementi fondanti della nostra associazione, che sono l'agenda ONU 2030, un europeismo convinto e la Costituzione italiana. Queste sono delle cose secondo noi imprescindibili. E quindi ecco, un dialogo aperto, un dialogo che secondo me può anche cambiare quello che è il baricentro politico di questa regione, con una leadership, mi auguro, diversa già dalle prossime elezioni regionali.